Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il sindaco Occhiuto contro la decisione del MIBAC di revocare il nulla osta per la costruzione del museo di Alarico. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rende note le motivazioni del divieto di dimora e una sonora bocciatura del modello Riace. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un medico evasore nel Paolano. Il professionista nel 2014 non avrebbe dichiarato compensi per 500.000 euro e non avrebbe presentato alcuna dichiarazione IVA. Continua la mobilitazione degli oltre 4.500 ex LSU e delle PU della Calabria. Situazione difficile nei comuni calabresi. Oggi vi raccontiamo ciò che avviene a Pizzo. Atto intimidatorio al sindaco di Cinquefrondi Conia. Ignoti hanno devastato l'abitazione di campagna e la mamma del primo cittadino. Gli imprenditori non saranno lasciati soli. La Camera di Commercio di Crotone mette in campo una serie di iniziative per aiutare le aziende che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria del 25 novembre scorso. Discariche a cielo aperto, degrado e abbandono. A Viale Isonzo, quartiere dimenticato di Catanzaro, i cittadini formano un comitato e chiedono interventi. Mentre il Crotone osserva un turno di riposo, il Cosenza è partito questa mattina alla Volta della Liguria, dove domani alle 15 scenderà in campo contro lo Spezia. Buonasera dalla redazione TG10, dunque prima la querela sull'ex Hotel Jolly, adesso sul museo di Alarico contrastato dal MIBAC. Il sindaco chiude invece una conferenza stampa per annunciare una denuncia e si schiera naturalmente contro il MIBAC perché è contrario al progetto relativo alla costruzione del museo di Alarico. Vediamo. I fondi ci sono, le autorizzazioni anche, eppure qualche giorno fa è arrivata la decisione del MIBAC di revocare al comune di Cosenza il nulla osta per la costruzione del museo di Alarico. Il sindaco Occhiuto non ci sta e nel corso di un incontro con i giornalisti annuncia i provvedimenti che intende assumere per evitare danni alle politiche turistico-culturali messe in atto dall'amministrazione comunale. C'è qualcuno che ha paura di Alarico. Questo l'abbiamo capito in questa città e noi che non facciamo mai denunce, siamo sempre oggetto di denuncia, si fa politica in questo modo ormai a Cosenza e in Calabria e questa volta siamo costretti a farlo per difendere i cittadini di Cosenza. C'è un comitato che ha un intento politico ovviamente di danneggiare la mia amministrazione, di fare in modo di bloccare tutte le opere che noi portiamo avanti e anche quelle che promuovono lo sviluppo turistico del territorio, culturale. È chiaro che questa storia che è stata poi ripresa da tutti i giornali e da tutti i media internazionali può essere un grande volano per lo sviluppo turistico anche del centro storico e di tutta la città. Quindi è chiaro che noi vogliamo riprendere queste attività per promuovere con un'azione di marketing territoriale la nostra città. Ci viene impedito. Viene fatta questa azione in modo illegittimo e rituale, con delle revoche di un nulla osta paesaggistico che sono assolutamente illegittime, così come anche ci viene impedito di fare delle ricerche non invasive sulla sepoltura di Alarico e del suo tesoro e questo è un atteggiamento che noi non possiamo sopportare. Oggi quindi siamo stati costretti a fare questa denuncia per tutelarci perché vogliamo continuare in queste opere, siamo sicuri appunto che non ci saranno problemi perché tutte le autorizzazioni sono già in nostro possesso e gli atti successivi sarebbero e sono illegittimi. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria rende note le motivazioni del divieto di dimora per il sindaco Mimmo Lucano ed è una sonora bocciatura del modello Riace. Il Tribunale del riesame non è stato, diciamo così, tenero nei confronti di Mimmo Lucano. La cittadina di Riace, simbolo dell'accoglienza, è scritta come un feudo del sindaco che il primo cittadino gestiva a suo piacimento. Nell'ordinanza Lucano viene descritto come colui il quale piegava l'intero comune al suo volere, attuando condotte ritenute moralmente riprovevoli.
Grande spazio viene dedicato ai matrimoni combinati, finalizzati all'ottenimento della cittadinanza alle donne straniere. Si parla ancora di cittadini facilmente malleabili. Qui, scrivono i giudici del Tribunale, appare evidente la spregiudicatezza di Lucano, che ha messo in atto condotte penalmente e moralmente rilevanti. Un intero capitolo poi è dedicato a quello che viene definito il disprezzo del denaro pubblico, destinato a finalità diverse da quelle per cui era stato erogato. Non manca il richiamo all'attivismo politico di Lucano, finalizzato a coprire e mantenere quel modello Riace pieno di illegalità. Fin qui le conclusioni a cui è giunto il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, che si può tradurre in un tramonto dell'esperienza Riace. Io non voglio più avere a che fare con chi non ha fiducia, prima di tutto, e non voglio avere a che fare con questo governo che spesso non rispetta i diritti umani. La questione riguardante la sanità e il commissariamento: c'era stata una convocazione d'urgenza del Presidente Oliverio, che doveva partecipare alle 20 al Consiglio dei Ministri. Un preavviso di poche ore, il Presidente del Consiglio e del Governo regionale ha declinato l'invito e ha spiegato le motivazioni di questo rifiuto ad andare a Roma con un comunicato. Ha detto: impegni istituzionali già assunti in precedenza e non differibili mi impediscono di presenziare. Ha detto Oliverio: chiedo però il rinvio ad altra data da comunicarsi possibilmente con ragionevole preavviso della deliberazione in merito alla nomina del commissario d'ACTA, del subcommissario per l'attuazione del vigente piano di rientro nella Regione Calabria. Poi ha colto l'occasione per ricordare e ribadire la necessità già evidenziata sia dal Presidente del Consiglio Conte che dai precedenti governi di superare il commissariamento, dal momento che dopo circa 10 anni, ha ricordato Oliverio, la condizione del servizio sanitario regionale è peggiorata sia relativamente ai livelli essenziali di assistenza che allo squilibrio finanziario del bilancio. E poi ha anche detto: un decennio di commissariamento è servito a far conseguire alla mia regione il tristissimo primato della più alta emigrazione sanitaria. Dunque Oliverio non ha partecipato a questo Consiglio dei Ministri d'urgenza, ma del resto era stato convocato davvero con pochissimo anticipo, ma ha chiesto appunto di partecipare a un nuovo Consiglio dei Ministri che si occupi della questione sanità calabrese. Andiamo invece, a proposito di sanità, anche se è un argomento collegato, quello della sicurezza dei medici. La prefettura di Crotone, riunione oggi in prefettura con l'azienda sanitaria proprio provinciale per affrontare il problema della sicurezza dei medici dopo un altro atto, l'aggressione alla dottoressa Carmela Calindro. Si è deciso di accentuare la tutela e il controllo presso l'ospedale San Giovanni di Dio. La problematica delle aggressioni al personale sanitario, alla luce dell'episodio del 4 dicembre scorso ai danni di un medico all'esterno dell'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone, è stata nuovamente approfondita in prefettura nel corso di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del sindaco e dei rappresentanti dell'azienda sanitaria provinciale. La tematica è stata già esaminata in una riunione dello scorso mese di agosto, in occasione di un'altra aggressione nei confronti di un medico nei pressi del pronto soccorso. Dopo quella riunione sono state disposte alcune misure a tutela della sicurezza degli operatori sanitari e della collettività, in particolare l'ASP, che già ha assicurato di aver adottato le misure di prevenzione indispensabili per la sicurezza all'interno della struttura ospedaliera attraverso sistemi di videosorveglianza e un servizio di vigilanza privata presso il pronto soccorso e il reparto di riabilitazione. È stata invitata a ripensare a un modello organizzativo interno che supporti i medici nella fase di comunicazione con i pazienti e i loro familiari. A conclusione del vertice, il prefetto ha disposto che siano intensificate ulteriormente le misure di stretta vigilanza del nosocomio cittadino, peraltro obiettivo strategico inserito nel piano coordinato di controllo del territorio. E non sarà sottoposto a perizia psichiatrica il disoccupato cinquantenne che appunto martedì scorso ha colpito la dottoressa Calindra, perché secondo il giudice infatti non sono emersi elementi che facciano ritenere l'uomo portatore di deficit psicofisici tali da influire sulla sua capacità di intendere. A conclusione dell'udienza l'arresto dell'uomo, che è accusato di tentato omicidio, è stato convalidato con la conferma per l'uomo della custodia cautelare in carcere. Andiamo adesso a Pizzo, perché continua la mobilitazione da parte degli ex LSU e LPU, sono 4.500 in Calabria, una situazione difficile nei comuni calabresi dove le persone svolgono il loro servizio. Oggi vi raccontiamo ad esempio cosa succede a Pizzo.
purtroppo siamo agli sgocci del contratto e quindi cerchiamo in un futuro migliore. Quindi in questa situazione non si può più andare avanti da oltre 23 anni, è l'ora che il governo nazionale e il governo regionale si dia una mossa a stabilizzarci, perché purtroppo noi siamo lavoratori, ma lavoratori veri, non in nero ma lavoratori veri. L'avvertenza dei lavoratori precari calabresi non si ferma. Gli ex LSU e LPU spostano lo stato di agitazione ora presso i comuni di appartenenza, mentre le organizzazioni sindacali hanno spostato il piano della discussione a livello nazionale. È una battaglia che non riguarda solo la difesa del posto di lavoro, ma anche la dignità della persona. Dopo 23 anni chiediamo una stabilizzazione a tempo indeterminato. Siamo lavoratori ormai che lavoriamo da tanti anni a nero, prima LSU, poi per giochi politici con contratto a tempo determinato. Ora non stanno derogando, facendo miracoli per noi e per stabilizzarci, ma soltanto per prendere altro tempo. Noi di tempo non ne abbiamo più, non ne diamo, non ne vogliamo più di questo tempo, vogliamo soltanto essere stabilizzati, perché lavoriamo e pretendiamo un lavoro ormai a tempo indeterminato e sicuro. Molti di noi sono responsabili di procedimento, occupano posti primari all'interno dell'amministrazione. L'ufficio tecnico del Comune di Pizzo sono tutti quanti ex LSU, l'ufficio ambiente idem, i tributi uguale, gli impiegati comunali si stanno pensionando ma non vengono, il personale non viene rimpinguato con concorsi perché non si possono fare concorsi. E quindi l'assurdo è questo. La scelta di concentrarsi presso la sede municipale di Pizzo non è casuale. Il sindaco, infatti, nella sua veste di presidente dell'Anci Calabria è al fianco di questi lavoratori, facendosi portavoce di tutti i sindaci della Calabria. L'Anci ha preso posizione sin dall'inizio. Già dal 9 gennaio di quest'anno, del 2018, noi abbiamo espresso le preoccupazioni dei sindaci rispetto a una normativa che non ci consente allo stato attuale di stabilizzare i lavoratori, se non per piccoli numeri, perché i comuni siamo sottoposti a una serie di vincoli legati al turnover, legati alla capacità assunzionale, che limita fortemente le possibilità di stabilizzazione. Questo lo sanno anche i lavoratori, lo sanno anche i sindacati. Per questo quest'anno abbiamo fatto tante battaglie ai tavoli istituzionali per chiedere le deroghe, per chiedere le risorse finanziarie necessarie. Andiamo a Catanzaro adesso, nel quartiere di Via di Sonzo. Scendono in piazza i cittadini che formano un comitato. Ci siamo occupati spesso di questo quartiere. Adesso i cittadini dicono basta al degrado e naturalmente anche uno scontro politico fra enti. Questa è la situazione del quartiere di Via di Sonzo a Catanzaro. Discarica a cielo aperto e degrado. L'immondizia circonda le abitazioni, non è un bel vedere e soprattutto non sono condizioni igienico-ambientali idonee per vivere in tranquillità. I cittadini dicono basta, riuniti in un comitato, sono scesi in strada per protestare e richiamare l'attenzione delle istituzioni. Qui c'è veramente una situazione di degrado che deve essere affrontata una volta per tutte, non bisogna abbandonare questa che è una realtà importante della città di Catanzaro. E, come potete notare, le lamentele da parte dei cittadini sono la mancanza di un'illuminazione, la mancanza di una viabilità decente, la mancanza della raccolta dei rifiuti. Questo sit-in è stato indetto da un comitato del quartiere. Io sono qua come consigliere comunale per ascoltare le persone, per intercettare i loro bisogni, che qua sono drammatici, perché questo resta un quartiere che versa in una situazione davvero drammatica, nemmeno raccontabile. Qua bisogna venire a vedere e toccare con mano cos'è stato il malgoverno di questa città negli ultimi 20 anni e la situazione che si è creata. Abbiamo anche una piccola ambizione ed è quella di portare quest'istanza anche su un piano nazionale, anche perché in particolar modo in questo quartiere e sulla struttura che vedete alle mie spalle, come dire, vigeva un finanziamento da parte del governo nazionale, cosiddetto finanziamento sulle periferie. La città di Catanzaro aveva ottenuto 18 milioni di euro di finanziamento, avrebbe previsto la riqualificazione non solo del quartiere di Via Lisonzo ma anche Pistoia e Aranceto. Purtroppo il governo ha bloccato questi fondi. Come spesso accade in questi casi, si è creato un tutti contro tutti, perché se qualcuno si è schierato al fianco dei cittadini, Comune e Aterp, chiamati in causa, hanno tentato di difendere le proprie posizioni, ricordando gli ambiti di competenza e i limiti imposti dalla carenza di risorse. Più volte ci siamo interfacciati con l'Aterp, finalmente siamo riusciti, come dire, per competenza ad eliminare tutte quelle fuoriuscite di liquame che attraversavano sia i cortili che le strade,
Quindi da qui a breve possiamo finalmente, come dire, eliminare quegli inconvenienti che riguardano la sede stradale. Più volte siamo intervenuti per togliere tutto quel materiale che quotidianamente gli abitanti di Viale Isonzo buttano, e quindi si creano delle vere e proprie discariche, tant'è che proprio avanti ieri ne ho fatto togliere una e stamattina è di nuovo là. Per l'Aterp, il commissario straordinario Ambrogio Mascherpa ha ricordato che il soggetto preposto alla rimozione di eventuali pericoli ambientali non è l'Agenzia, che invece si è occupata di compiere il censimento e attuare la regolarizzazione, le contestazioni e l'avvio delle procedure di sgombero degli occupanti abusivi degli alloggi, rimettendoli in sesto dove necessario per una spesa cospicua pari a 3,5 milioni di euro. Apriamo la pagina del maltempo, i danni dell'ultima ondata. A Crotone la Camera di Commercio ha messo in campo una serie di iniziative per aiutare gli imprenditori che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria dello scorso 25 novembre. Le aziende che hanno subito danni ingenti a causa della tromba d'aria che si è abbattuta su Crotone lo scorso 25 novembre non saranno lasciate sole. La Camera di Commercio della città pitagorica ha riunito attorno allo stesso tavolo le associazioni di categoria e le imprese danneggiate per ascoltare le loro istanze. L'ente camerale, insieme ad Unioncamere, dopo aver avviato un monitoraggio dei danni subiti dalle aziende locali, ha messo in campo una serie di iniziative per aiutare gli imprenditori a fronteggiare questo difficile momento. A disposizione delle imprese che hanno subito danni a seguito degli eventi atmosferici eccezionali c'è un fondo di Unioncamere nazionale. Questa procedura richiede non soltanto la conto dei danni e quindi anche la contabilità delle aziende, ma richiede anche soprattutto per avviarsi il decreto di calamità naturale. Quindi noi ci stiamo portando avanti con il lavoro in modo che appena sarà definito il decreto di calamità naturale chiederemo immediatamente a Unioncamere l'accesso a questo fondo e quindi dare una risposta immediata alle imprese. L'obiettivo dunque è dare un aiuto concreto agli imprenditori per far sì che il territorio provinciale, già provato dal punto di vista economico, possa superare anche questa criticità. Noi abbiamo pensato di mettere su con le risorse del fondo di Unioncamere una sorta di fondo di garanzia a disposizione delle banche in modo che le banche in questo momento vengano anche incontro alle imprese e immediatamente ci sia questa erogazione di liquidità a supporto di chi deve rimettere in sesto la propria azienda, chi deve rimettere in sesto l'apparato produttivo, chi deve rimettere in sesto insomma tutto quello che è stato distrutto in questo evento eccezionale. Conta dei danni anche nella Locrida è un tour dell'assessore Marino. Vediamo. Un tour nel territorio di Reggio Calabria, in particolare nella piana di Gioia Tauro, effettuato dall'assessore alla viabilità della città metropolitana Demetrio Marino. Dopo i nubifragi di ottobre e novembre che hanno gravemente colpito queste aree devastando con le piogge torrenziali quel che restava di queste SP strade provinciali e capire soprattutto il da farsi per poter ripristinare queste arterie di vitale necessità per i cittadini residenti della zona. Si parla di una richiesta di 6 milioni di euro alla Protezione Civile calabrese partita dalla città metropolitana di Reggio Calabria. Non bastano più i finanziamenti del bilancio della città metropolitana ex provincia a garantire la manutenzione ordinaria e neanche la straordinaria. Con le alluvioni che sono emerse appunto tra ottobre e novembre è nata la necessità di chiedere circa 6 milioni di euro alla Protezione Civile Regione Calabria per far sì così di poter tamponare queste emergenze e dare l'opportunità ai sindaci di poter dare soluzioni, anche risoluzioni a tutte queste criticità. Ecco, noi ci stiamo muovendo a fare dei sopralluoghi in sinergia con i sindaci e i comuni e anche i funzionari per capire se questi finanziamenti possono essere appunto dati alla città metropolitana e risolvere finalmente tutte queste difficoltà. Pertanto siamo qui anche per capire come cercare di migliorare anche la viabilità con queste attività che abbiamo implementato come con le variazioni di bilancio. I nostri 100 secondi con altri fatti di cronaca. Le fiamme gialle di Paola nel Cosentino hanno scoperto un medico che nel 2014 non avrebbe dichiarato compensi per circa 500.000 euro e non avrebbe presentato alcuna dichiarazione IVA pur avendo eseguito operazioni imponibili per oltre 670.000 euro. I finanzieri sono riusciti a ricostruire, grazie a mirati controlli, la reale posizione fiscale del professionista, i compensi percepiti e non dichiarati, l'IVA non dichiarata, dovuta e non versata, accertando un'evasione di imposte per 290.000 euro. Il professionista è stato denunciato per omessa dichiarazione.
Dal 2011 al 2016 ha riconosciuto indebite liquidazioni in favore della moglie deceduta nel 2013, appropriandosene anche dopo la morte. I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno sequestrato beni per 210.000 euro al responsabile dell'ufficio liquidazioni dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, che è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato. Incidente stradale questa mattina sulla statale 106 nel territorio del comune di Badolato Marina, 3 le vetture coinvolte, 2 le persone ferite. La dinamica dello scontro è ancora al vaglio degli inquirenti. I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato 2 persone, un 30enne di origini tedesche e una 26enne rumena, per detenzione di cocaina ai fini di spaccio. La droga, 8 grammi di cocaina, era nascosta sotto una bambola di porcellana, mentre 1.100 euro in contanti sono stati trovati in parte nascosti nel pantalone dell'uomo, in parte nella culla del bimbo di pochi mesi. Rissa al Tarsitano di Paola durante la partita Under 15 tra Paolanex e Roschianello. Botte tra i genitori che assistevano alla sfida, a scatenare la rissa, un fallo durante un'azione di gioco. Ed è un brutto modo per entrare nell'argomento sport, calcio. Le società si sono dissociate, resta il fatto davvero che molti genitori non hanno capito il senso del calcio giovanile, dello sport in generale. Ma parliamo di Serie B, parliamo del Cosenza in particolare, perché il Crotone osserva un turno di riposo, mentre il presidente Vrenna conferma la fiducia a Oddo e parla già di mercato. Il Cosenza invece, partito oggi dopo pranzo per la Spezia, sarà una partita importantissima. Dopo 2 vittorie consecutive Cosenza cerca conferme in Liguria e affronterà l'ex di turno più famoso, ossia Okereke. Il torpedone in moto, destinazione Lamezia, da dove in volo la comitiva rossoblù raggiungerà la Liguria, dove domani i silani affronteranno lo Spezia. 3 le lunghezze che separano le 2 formazioni in classifica. Il Cosenza, dopo i 2 successi consecutivi, spera nel tris, ma Braia avverte: guai a concedere troppi spazi e attenti ad Okereke. Noi facciamo la nostra partita come sempre siamo andati nei posti. Cercheremo di non dargli la profondità, perché è una squadra molto brava a sfruttarla. Speriamo di riuscirci e speriamo tutte le volte che possiamo di ribaltargli l'azione e di potergli fare male. Credo che sia forte, però devo premettere una cosa: questa è una scoperta di Trinchera, non di Braglia. Braglia l'ha fatto venire fuori, l'ha fatto giocare, ma la scoperta io non lo conosceva Stefano, ho avuto fiducia e l'ha presa. Io Davide gli auguro il meglio di tutto quello che gli può regalare questo mondo, però dalla domenica successiva. Sul sito ufficiale dei bianconeri è iniziato il countdown per la sfida dell'Immacolata. In casa hanno perso solo con il Pescara, ma hanno avuto un calo nelle ultime uscite. Il tecnico Pasquale Marino ha chiesto ai suoi un pronto riscatto, cercando di sopperire alle assenze con voglia e determinazione. Come ho detto ai ragazzi, come abbiamo parlato e analizzato i nostri errori, dobbiamo cercare di trasformare questo in energia positiva da mettere in campo col Cosenza, ecco perché dobbiamo fare una grande partita. È una partita secondo me troppo importante e quindi la dobbiamo approcciare nella maniera giusta. Riposo forzato invece per il Crotone, che dopo lo stop in Coppa Italia con il Bologna lavora in vista del prossimo impegno in campionato in casa con il Venezia. Servono punti e Oddo sa bene che la situazione non è delle più semplici. Questo momento è un momento particolare in cui qualsiasi squadra viene sarà una partita difficile, ovunque vai è una partita difficile, perché devi uscire da questo momento duro, molto duro per noi, e come ripeto, per uscirne l'unica via è non tanto quella del gioco, perché quando ti manca serenità fai fatica anche a giocare, la palla scotta sicuramente di più e bisogna lavorare sulla testa, bisogna fossilizzarsi sul fatto che ognuno dei giocatori che va in campo deve dare tutto quello che ha e finita la partita deve essere consapevole di aver dato tutto. Questo è quello che serve adesso. Ci serve una vittoria, ci serve tornare a fare punti come il pane e questo è l'unico modo per sbloccarsi.
Non si giocherà invece mercoledì 12 dicembre Catanzaro-Viterbese perché nei pressi del Ceravolo è prevista un'aula bunker per il processo Stige che vede imputate 188 persone e il prefetto di Catanzaro ha disposto il divieto di svolgimento su richiesta del questore Amalia Di Ruocco. E adesso vediamo le previsioni del tempo per le prossime ore. Ancora un giorno di tregua con tempo stabile sulla nostra regione, in attesa di un nuovo peggioramento previsto per sabato che vedrà maggiormente coinvolti i versanti tirrenici. Si tratta della coda di una perturbazione che dal nord Atlantico punta decisa attraverso i Balcani, verso la Grecia e il Mar Egeo. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani nuvoloso o molto nuvoloso sui versanti tirrenici tra Cosentino e Vibonese, con piogge, localmente anche a carattere di rovescio. Possibili nevicate sulle cime più alte del Pollino e dei monti dell'Orso Marso, sopra i 1700-1800 metri. Parzialmente nuvoloso sul settore ionico cosentino, catanzarese e reggino, dove non si escludono possibili isolati deboli piogge. Generalmente poco nuvoloso su medio e basso crotonese e sul settore ionico reggino. Temperatura in lieve diminuzione nei valori massimi sui versanti tirrenici. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani ventilazione tra moderata e forte da ponente sul Tirreno con mare molto mosso, venti moderati sempre dei quadranti occidentali, sullo Ionio con mare mosso. Poco mosso il tratto crotonese centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo come sempre il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.